Amici di Sportisili, Ole! un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la sfida numero 27 del campionato di Serie C1 Girone che va a scendere in campo tra San Vincenzo e Palermo Futsal. Anche la voce di Calì che sta comandando tutti i compagni. Lowati, bel contrasto, ruba il pallone. Lowati, Calì, super Peppe Calì qui, regale, la controlla, bello qui l'aggancio, poi Russo! E gran parata di Morrione qui, pensa un attimo, da adesso vuole girarsi, Lucchese la tiene molto bene Lucchese, poi cerca la porta! Lucchese. Palla imbucata, bella per Nicchia, Calì, perfetto, poi Lucchese ancora, Lucchese due volte! Fabio Lucchese continua il suo momento d'oro ed esulta così con il proprio pubblico. 0-1. Bisogna effettivamente capire qual è lo schema. Intanto Lucchese ruba ancora il pallone, Lucchese Calì, come sempre perfetto. Esce Nicchia, forse sbaglia, poi Liga, ancora Nusso, poi Giuliano! E la palla entra in porta comunque! Non riesce Lucchese a buttarla lontano ed è il calcio di punizione. Riparte Russo, palla nuovamente verso Liga che potrebbe andare sul mancino, poi appoggia! E non sbaglia Russo che fa 2-1. Torina levata, si va da quella parte, da Liga ancora, Morrione, poi Giuliano, scivolata di Butera. Super qui l'intervento da parte del numero 25. Mina, dribbling su Lucchese, lo salta, tanto va giù Butera, si continua, palla ancora dentro e segna Mina. Però è rimasto a terra Butera, ma insomma sta succedendo di tutto, Dovrebbe portare tutto alla prossima giornata. Intanto Chinnici con Calin, spaccata, gran partita. Giuliano attacca la porta, c'è quella palla sul secondo palo, Morrione. Cosa ha preso Morrione qui? Era una grande idea quella di Giuliano. Anzi no, non la prende Morrione perché la palla va direttamente al portiere, quindi non la tocca Morrione, insomma. La Fiura, vediamo se crea un'occasione, poi Lucchese! Dal nulla! In un fazzoletto, gran palla di La Fiura, Lucchese non sbaglia e continua a segnare. Calì è uscito pure bene, però c'era giusto un buco e lì ci si è infilato proprio Fabio Lucchese. Deve trovare oggi anche complice l'espulsione. Intanto Lowati e spara fuori sulla gran giocata di Lucchese. Questa è scambia con Lowati 1-2. Lucchese ancora, Calì sempre attendibile. Palla per La Fiura, ancora Calì con la punta addirittura la parata. Dovrebbero mancare circa 4, se non abbiamo capito male. Intanto Fragale ruba la palla a Lucchese, poi cerca la porta e forse può anche chiudere la partita con questo poker sul passaggio sbagliato di Lucchese. 4-2. Intanto è rimasto in campo, poi scucchiaiata per Lucchese che non trova la porta, ma che palla comunque di Lowati. Giocata Lowati ancora col destro e Calì risponde sempre presente. Che partita comunque del portiere. D'accordo, Meli, passettini, apertura per Lucchese che va soltanto all'esterno della rete, ma che palla comunque di Meli. Questo è il cambio che vedremo di continuo. Meli, apertura sbagliata qui perché non può fare questi errori e infatti la chiude San Vincenzo con il gol. E adesso non abbiamo capito chi ha segnato. 5-2, forse Fragale credo. Con Meli cerca una palla sul secondo palo, era giusta e poi Cicero potrebbe farlo, Cicero, e lo fa 6-2. Quella parte Lowati, c'è poi Mallia appena entrato, mette dentro Lowati, gran palla di Vicio Mallia e poi Lowati non sbaglia 6-3. Bloccarla, poi il dribbling riesce, ma Lowati per Mallia che rientra ancora, apertura sempre per Lowati e fa 6-4, una bomba. La porta avanti, c'è La Fiora che è il portiere ma è fuori chiaramente, poi dentro per la conclusione in porta credo di Russo che fa il gol del 7-4 e poi finisce anche la partita, vince San Vincenzo con il risultato di 7-4.